Siamo con il sindaco di Santo Stefano, Francesco Cacciatore, eletto Lega delle Autonomie Locali, rappresentante dell'AIL Sicilia. Cosa vuol dire questa, cosa rappresenta, diciamo, sindaco? Sì, è una nomina che mi gratifica perché la Lega Autonomia Locale proprio ieri nel congresso regionale presieduto dal presidente nazionale Matteo Ricci mi ha indicato, e devo ringraziare per questo anche l'unanimità dei colleghi sindaci siciliani, individuando la mia persona alla presidenza regionale nel contesto di Ale. Lega Autonomia Locale che cos'è? Le autonomie locali è un marchio storico dell'associazionismo delle autonomie locali che vuole essere a fianco e vuole essere un punto di riferimento di tutti gli amministratori locali e naturalmente amministratori dell'area politica del riformismo, un'area politica che oggi si vuole consolidare per dare la possibilità agli amministratori locali di interloquire e interagire meglio sui territori. Veda direttore, l'attuale assetto istituzionale degli enti locali oggi si sta rivelando sempre più inadeguato per affrontare le grandi sfide che abbiamo davanti. I sindaci è indubbio che siamo il front office nei confronti dei cittadini. Per questo, insieme all'ANCI e al lavoro svolto egregiamente dal sindaco Orlando e di tutta la struttura siciliana, la Lega dell'Autonomia Locale vuole essere un supporto e uno stimolo valido per gli enti locali e per i sindaci che si spendono sui territori. Ieri è stata approvata la finanziaria, ecco il suo punto di vista, sindaco. Ma guardi, la finanziaria nazionale la vogliamo leggere meglio. Sicuramente ci aspettavamo misure molto più concrete per quanto riguarda gli enti locali. Da quello che vediamo, molte misure stanno andando verso i comuni più grossi, magari facendo un torto agli enti locali di bassa, di media densità anche diciamo territoriale. E allora dopo la delusione per quanto riguarda la finanziaria regionale non ci vorremmo vedere oggi al cospetto di una finanziaria nazionale che non dia risposte concrete alle esigenze delle comunità. Noi abbiamo chiesto delle misure compensative forti, abbiamo chiesto delle misure compensative che possano oggi andare a colmare quel deficit, soprattutto di liquidità di cassa che coinvolge i comuni. Veda, noi i comuni italiani, soprattutto i comuni siciliani, hanno 3 mesi di autonomia. Se non dovessero darci delle risposte adeguate, io credo che moltissimi comuni saranno nelle condizioni fra qualche mese di andare verso il default perché non potranno essere garantiti i servizi. È vero che non dobbiamo accelerare per quanto riguarda la gestione dei tributi perché siamo in piena emergenza Covid, ma è giusto che i sindaci siano messi nelle condizioni di dare risposte ai cittadini su quei 3 livelli fondamentali: il livello sanitario, il livello sociale, ma ora anche il livello economico. Così facendo noi avremo grandi difficoltà ad erogare i servizi. Sindaco, ecco un'ultima domanda. Oggi è stata aggiudicata la gara per il consolidamento del centro storico che da tempo, diciamo, aveva movimenti franosi. Soddisfatto? Assolutamente, questa era una delle cose su cui avevamo lavorato in questi anni, ci tenevamo tantissimo e per questo fatemi ringraziare sia il presidente Musumeci che la struttura commissariale di protezione civile. È un intervento sicuramente importantissimo, determinante e fondamentale per l'assetto idrogeologico del nostro territorio. Si va a consolidare finalmente, e oserei dire definitivamente, dopo tanti anni, una parte del centro storico che necessitava di un interventi celeri. È stata espletata, come ha detto bene lei, la gara di appalto e speriamo che i lavori in tempi molto veloci possano iniziare per consolidare una zona a valle della villa comunale che permetterà diciamo di consolidare appunto diciamo, una parte importante del nostro territorio.